Allan che gliela porta via Mbappé. Super Allan, super Allan, super Allan. Sembra ieri quando Caressa lo urlava. Eppure sono già trascorsi 6 anni da quel Paris Saint-Germain-Napoli, da quel 2-2 in Champions, da quel triplo Super Allan che segnò l'inizio di tutto. Il mio inizio, il nostro inizio, Waiu. 24 ottobre 2018, il mastino napoletano fece breccia nel mio cuore. Me ne innamorai subito calcisticamente e 2 giorni dopo postai il mio primo video. Il tempo scorreva, voi aumentavate, così come le critiche che pian piano cominciavano ad arrivare al centrocampista brasiliano. E allora il mio primo post. Tu, ancora tu, di nuovo tu, noi, ancora noi, di nuovo noi. Non hai tradito la mia fiducia. E qui la prima vera soddisfazione, con il like di Allan e un articolo di giornale interamente dedicato a me. Wow, che figata! Il mio idolo mi ha notato. Le prime voci di mercato, i primi rischi di perderlo, le prime sirene estere. 5 settembre 2020, il cuore fa crack. Allan saluta Napoli, ma la sua versione super no. Ho sognato dal primo giorno di incontrarti, di farmi conoscere, di scambiare qualche chiacchiera con te. Oggi, 6 anni dopo, il destino mi ha voluto aiutare. Il cerchio si è finalmente chiuso e ora vi lascio a quello che tutti stavamo aspettando da quel giorno. Dal giorno zero, Waiu. Waiu, è quel giorno. E la cosa ancora più bella è che è nato tutto all'improvviso. Cioè, mi aspettavo proprio. Ma Waiu, forse perché le cose belle succedono e basta. Ecco, parlando di cose belle, poco momento sono arrivato al parcheggio. Prima quando me ne a fa. Tra l'altro voglio un parcheggio non a caso, Mamma mia, spettacolo qua. Non c'è quella di Allan? Penso di sì. Ma vero, vero? Dicevo, voglio, è nato tutto per purissimo caso. Ieri mi ha contattato Mauro, un carissimo amico di Allan, dai tempi del Napoli proprio, e mi ha scritto questo messaggio. Io ovviamente non mi sto nemmeno a dire l'emozione e l'ansia, no, che sto tenendo, e che avevo in quel momento. E quindi voglio, per stemperare un po' di ansia, me ne vengo sul lungomare più bello del mondo. Quindi mi sono organizzato con l'amico di Allan e quindi sono qui in attesa che mi facciano sapere quando può esserci l'incontro. Ah, e tra l'altro ho portato qualcosa con me in questo zainetto della Sweet Tears. Non so chi di voi si ricorda la Sweet Tears, è una marca che si portava nel 1960. Ovviamente non vi svelo cosa c'è dentro la borsetta, ve lo faccio vedere man mano. Speriamo che ci riesca a dare sti cose. Si voglio tutto quello che volete, ma secondo me la cosa assurda in senso positivo è che mentre se ne stanno per fatti loro, magari parlano delle cose loro, parlano di me, cioè del famoso video della consegna della maglia di Allan. Se ne brutto anno sotto, autografata, penso ve la ricordate. Ui, bella, ma come sei bella? Sei proprio una prete. Ah ragazzi, e per l'occasione speciale indosso anche dei calzini speciali. Quindi può essere pure che Allan appena mi vede mi sputi in noce. Mi alzo gli occhiali e mi sputi. Voglio, intanto qui la gente a Napoli già fa i primi bagni. Ci sono tante altre persone invece sugli scogli, a piglio solo. Cangia sta. Da Don Pietro invece c'è il nostro amico Ciro Ferrara, sta sistemando la tavola. Grande Ciro. È assurdo, comunque più passa il tempo, più mi sale l'ansia, più ci tengo una cosa in petto, una pressione. È la stessa Muren. No, voglio, con quello anni scherzami, mi sembra un'assurdità quella che sta per succedere. Io aspettavo questo giorno, cioè questo era il giorno che aspettavo più di tutto quando ho aperto il mio profilo. Sta succedendo, voglio. Ragazzi, sono con un piccolo amico di Allan e anche un mio fan, perché ho scoperto che mi segue. Tu da quanto tempo lo conosci, Allan? Tanto? Lo vuoi bene? Sei emozionato che lo conosco pure io? Vediamo che impressione mi dà. Speriamo bene, dai, sono emozionato. Come sei bello? Voglio, eccolo. Amo lo stillente che manco mamma mia, è arrivato il momento, voglio. È arrivato, voglio, ce l'ho davanti. Andiamo noi là? Ha visto, voglio. Ciao. Tutto bene, piacere. A posto? Tutto bene. Non te lo ricordi? Sì. Non sai da quanto aspettavo questo momento. Ah, bello, bello. È un piacere. Pure a me, bene, tutto a posto. Ci manchi a Napoli, questo lo volevo già cominciare a dire. Ci manca uno come te. Manca pure a noi. È bello, è bello. Allora io ti ho portato un paio di cose, magari ci mettiamo là e te le do. Va bene, andiamo. Allora, ti ho portato 2 cose. Sì. Te le prendo piano piano se ci riesco. Ok. Ma le maglie sono già date, no? Lasciato pomodoro, tu l'hai preso o no? Solo una maglia mi hai dato. Bravo. Ah, bello, bravo. Allora, la prima cosa, io questa qua l'ho comprata a San Gregorio Armeno. Ah, bello. Me la volevo far firmare sotto perché volevo questo ricordo per me. Certo.
5. Perfetto, questa qua me la tengo bella a casa mia. Bravo, bel pensiero. E invece una cosa che ho portato per te, allora l'altra volta me l'hai data tu a me la maglia firmata, stavolta ho portato io una maglia a te, non è del Napoli, ma è una maglia alla quale tengo molto perché è la maglia di una partita di beneficenza. Bella, bella. Ora mi devi fare la firma a te. Esatto, Bravo, se mi posso permettere te la firmo io. Certo, firmi qua. Con affetto per Allan, Super Allan. Bella, bravo. Bella, grazie del pensiero. Grazie a te. È stato un piacere. Grazie In bocca al mille. lupo per tutto. Grazie mille, ti voglio bene. Grazie, bravo. Un'ultima cosa, un piccolo sogno. Allora io i miei video li comincio dicendo Ewayu, ciao, me lo fai pure tu? Ehi, Vayu, ciao. Che bello! Ma Wayu, non ci credo, non ci credo. No, Wayu, ma è assurdo, io non ci credo, è assurdo. Cioè, se sto sognando, ditemelo. Giù, shit, sei su non. Vabbè, fa niente. Wayu, ve lo giuro, sto ancora cercando di realizzare tutto quello che è appena successo. Veramente è stato un vortice di emozioni, un mix di sensazioni. Non so neppure io come spiegare tutto. Provo un attimo a concludere questo video ringraziando Mauro, l'amico di Allan, perché veramente si è reso molto disponibile e così dal nulla mi ha invitato ad incontrare Allan. Lo stesso Allan, perché come avete visto è stato molto disponibile, cordiale con me e mi ha fatto veramente molto piacere. È stata proprio la conclusione, la chiusura di un cerchio. Allan che incontra Super Allan, cioè me lo meritavo un po'. E poi voglio ringrazio voi, può sembrare la solita frase fatta, lo so, me ne rendo conto, però pensate un po', se una volta aperto il mio profilo nessuno l'avrebbe mai seguito, così come state facendo da 5 anni a questa parte, quindi io questo traguardo lo dedico a voi, ma soprattutto ed è la prima volta che lo dico, lo voglio dedicare a me, anzi lo voglio dedicare a quel ragazzino che 6 anni fa, nel 2018, il 26 ottobre, decise così, per gioco e dal nulla, di aprire quel profilo, quella pagina, di far partire e di far nascere Super Allan, perché se non avessi avuto quell'idea così dal nulla, tutto questo oggi non sarebbe stato possibile, e quindi lo dedico a me. Che dire, è stato un sogno e niente, voglio chiudiamo questo video, questo sogno che ho realizzato finalmente, questa esperienza come sempre faccio con tutti voi. Spero vi sia piaciuta, spero vi sia arrivata anche l'emozione che ho provato e sto provando ancora. Grazie mille per esserci sempre e noi ci vediamo in un prossimo video, sperando di vivere tante altre emozioni ed esperienze come questa o ancora più belle e più forti. Un bacio, vi voglio veramente bene. Ewayu!